San Martino Campanaro, suoni tu. Note che ci riportano all'infanzia, ai giorni di quella parentesi estiva nell'autunno dedicata al Santo del Mantello. E gli occhi dei bambini di ieri sono gli stessi di quelli di oggi, rievocando il gesto di generosità verso chi era inerme di fronte al freddo. Ha tagliato il mantello. Ha tagliato il mantello con la spada. E poi cosa ha fatto? Ha dato un pezzo Al povero. E uno per lui. Perché la solidarietà è un gesto che si impara sin da piccoli, questo è il concetto che ha coinvolto la comunità di Merlengo davanti a questo capitello. Anche con le cose piccole si possono ricordare una società accogliente e che si accorge dei problemi del vicino di casa. Possano queste figure ancora oggi guidare la nostra vita, aiutarci a vivere meglio e a non dimenticarci anche delle tradizioni. Non a caso il capitello a San Martino è in piena campagna per ricordare come questo santo abbia segnato la vita di intere generazioni. La famiglia Menuzzo ha deciso di intitolare questo capitello, essendo loro una famiglia di agricoltori, a San Martino, che è il loro patrono. E non c'è famiglia che non ricordi lacrime e addii quando il padrone mandava via i mezzadri dai poderi. All'11 novembre si sapeva se veniva rinnovato il contratto d'affitto o la continuazione della mezzadria, oppure veniva chiuso e loro si prendevano il carretto, si caricavano i bagagli e trovavano un'altra azienda dove andare. E nonna Maria racconta ancora ai nipotini quei tempi difficili ma anche colmi di umanità. e passava quel cavallo bianco sulla postubia, il cavallo, mi raccontavano, e andavano a prendere i suoi soldi. Ho provato anch'io a pagare l'affitto di San Martino. Era dura una volta? Più di adesso, si voleva più bene, ci si aiutava di più.